Il mandato esplorativo dato da Matteo Renzi, segretario generale del PD, a Piero Fassino, ex sindaco di Torino e figura storica prima del PC, poi del PDS e ora del PD, per tentare di riaprire un dialogo di unità con l'ala a sinistra del Partito Democratico, non ha sortito gli effetti sperati. Troppe le divergenze su tante tematiche politiche che per il partito di Bersani sono inavvicinabili, come ad esempio l'articolo 18. Bersani tira dritto e dice ci vedremo dopo le elezioni, ognuno va per la sua strada, concetto ribadito anche dall'onorevole Angelo Capodicasa che ha seguito Bersani nella sua scelta politica e numero uno in Sicilia del partito di D'Alema. Onestamente, se devo dire il mio punto di vista spassionatamente, mi sembra più una mossa tattica per poter dire dopo che l'unità non si è fatta per responsabilità degli altri che una iniziativa davvero mirata a costruire l'unità. Perché? Perché noi non abbiamo mai fatto una questione né di uomini né tantomeno di buoni rapporti di carattere personale o anche politico. Noi abbiamo fatto una questione di contenuto. Noi siamo andati via dal PD perché il PD ha cambiato strategia, ha cambiato il programma su cui avevamo chiesto i voti agli elettori 5 anni fa. Per cui non potevamo accettare che nel campo della scuola si fosse messa in atto una controriforma che danneggia innanzitutto la scuola e ne indebolisce il carattere pubblico, nel campo della sanità l'introduzione di super ticket eccetera, nel campo del lavoro con il Job Act che ha ridotto le tutele per il mondo del lavoro e ha minato la dignità del lavoro nel nostro Paese e così via con la riforma della Costituzione eccetera eccetera. Noi abbiamo detto che non abbiamo problemi a fare l'unità, ma l'unità non si fa sulla base di un volemo se bene, una ammucchiata e andiamo via, anche perché la gente che vuole tornare a votare a sinistra una cosa così non la voterebbe. Bisogna cambiare politica e quindi per cambiare politica bisogna che ci dicano cosa vogliono fare sul Job Act, se vogliono cambiarlo o meno, se vogliono tornare a modificare la legge sulla scuola, la cosiddetta buona scuola, se vogliono cambiare tutte le misure che sono state adottate che vanno in senso contrario a quando avevamo proposto agli elettori 5 anni fa. Ecco allora perché quel tentativo è destinato a fallire non perché ci sia qualcuno che abbia la testa dura da questo lato o che sia preso dal rancore personale, perché gente che da 40 anni fa politica non si lascia condizionare dai sentimenti personali, è perché Renzi, come ha dichiarato appena una settimana fa nella riunione della direzione nazionale del PD, non intende mettere in discussione quello che ha fatto nei 3 anni passati e se non si rimette in discussione quello che si è fatto nei 3 anni passati, che è il motivo per cui noi siamo andati via dal PD, non si capisce perché adesso noi dovremmo tornare al PD.